Buona giornata, bentrovati, grazie di essere qui. Iniziamo questa mattinata di convegno, di riflessioni, di condivisioni che guiderò io, farò da moderatore in quanto direttore nazionale dell'Apostolato del Mare della Conferenza Episcopale Italiana, e ogni anno scegliamo una marineria in Italia con cui condividere questa giornata della pesca. Quindi ringrazio sin d'ora la Diocesi di Chioggia, nella persona del Vescovo Monsignor Giampaolo Diani, per la disponibilità, per l'attenzione e per l'ospitalità. E ringrazio ciascuno di voi di essere qua presenti. Lascio subito la parola al Sindaco che da padrone di casa ci offre i suoi saluti, il suo benvenuto, e poi entriamo nelle questioni delle nostre riflessioni sulla pesca oggi. Ok, grazie, buongiorno a tutti. Sarò brevissimo perché non sto molto bene, non sono proprio in forma. Niente, ringrazio il Vescovo di Chioggia che l'anno scorso aveva lanciato questa idea di fare questo incontro importante sulla pesca nella nostra città, e noi ovviamente come amministrazione comunale, anche il mondo della pesca, anche la Fondazione della Pesca che ha patrocinato ovviamente questa iniziativa, abbiamo accolto ovviamente con entusiasmo questa sua idea che si è tramutata ovviamente in realtà. Quindi ringrazio il Vescovo per aver voluto questo incontro e per aver pensato anche a questo settore importantissimo e trainante per la nostra economia e per la nostra città. Ringrazio tutti i relatori che qui in questa giornata ovviamente interverranno, parleranno e andranno ad approfondire anche tematiche. Mi dispiace anche un po' di vedere l'auditorium con poche persone presenti, perché è ovviamente una giornata che era comunque importante, si parlava del mondo della pesca, però questo non vuole essere una giustificazione per i nostri pescatori, ma credo che in questo momento anche il mondo della pesca, che sta attraversando veramente periodi di difficoltà, sia un campanello d'allarme, che probabilmente il mondo della pesca in questo momento di difficoltà è quasi, non voglio giustificare ovviamente i pescatori, però che non hanno bisogno chiaramente di giustificazioni, però credo che sia un segnale d'allarme che noi dobbiamo cogliere, perché probabilmente delle parole adesso magari non si fidano più. Vogliono fatti concreti che devono arrivare dalla politica in questo senso, ecco, non ovviamente da voi, ma dalla politica, delle scelte che ci sono in Europa e anche da una politica nazionale che deve comunque difendere questo settore così importante e trainante. Ecco, quindi ripeto, mi dispiace perché questa era un'occasione voluta anche dal nostro Vescovo, che è molto vicino ovviamente anche ai nostri pescatori, e lo dimostrerà anche mercoledì notte andando al mercato all'Ingrosso a suonare la campana dell'asta. Dov'è qui il direttore del mercato ittico, che non lo vedo? Dov'è? Eccolo qua, Vincenzo, sì, ecco, che sarà ovviamente ospitato dal nostro direttore del mercato ittico all'Ingrosso. Niente, io vi ringrazio, auguro a tutti buon lavoro da questa giornata, che escano anche degli approfondimenti, delle idee che noi magari nel nostro piccolo come amministrazione comunale potremmo anche portare avanti e discutere anche in tavoli all'interno della Fondazione della Pesca, perché ricordo che è uno sponsor di questa manifestazione di oggi, e quindi abbiamo tantissime opportunità di approfondire anche tematiche proprio legate al mondo della pesca. Niente, io vi ringrazio ancora tutti, buon lavoro, e ringrazio a lei per essere qui con noi, anche la dottoressa, perché arrivare a Chioggia su una tematica così di valenza nazionale per noi è sempre un onore e un orgoglio ospitarvi nella nostra città. Grazie a tutti, grazie ancora al nostro Vescovo perché ha pensato alla nostra città. Grazie. Grazie al Sindaco, se si trattiene ci fa solo piacere. Inizio introducendo un po' il tema di questa giornata, che è abbastanza curioso. Non so se avete avuto modo di leggere il messaggio che il Cardinale Cerni, che è il prefetto del Dicastero per il Servizio Sviluppo Umano Integrale, ha inviato in occasione della Giornata Mondiale della Pesca. Sapete, il 21 novembre noi la celebriamo
in questo fine settimana, perché ci permette appunto di avere tempo e spazio per incontrarci. E il titolo è molto significativo. Il titolo è preso dal Vangelo di Giovanni, capitolo 21, versetto 6, gettate la rete. E sembra un paradosso perché siamo in un contesto anche sociale, lo vediamo da alcune normative, in cui tutto sembra dire non gettiamo la rete, cioè stiamo fermi e peschiamo il meno possibile. Alcune normative a volte rischiano di essere interpretate così, no? E invece il fatto che la riflessione, questo messaggio ci riproponga attraverso quell'espressione biblica gettate la rete, di nuovo di avere fiducia e di vivere il mestiere del pescatore come un mestiere che ha al proprio interno qualcosa di più profondo rispetto a semplicemente procuro da mangiare e porto sulla tavola delle persone del cibo. E si tratta di capire che cosa c'è di più profondo. È per questo che le occasioni della Chiesa non sono tanto che non si collocano tanto a livello, se volete, no, di richieste del mondo del lavoro. C'è chi è più competente della Chiesa a fare questo. Per noi è dare senso e valore a quello che facciamo. E qual è il senso e il valore del lavoro della pesca oggi? Una delle cose, una delle immagini che mi venivano in mente, che mi torna in mente in questo periodo, è quello delle reti spezzate. Sapete che quando si va a pescare succede che a volte torni e hai la rete rotta e devi ripararla. Quando c'è qualche strappo dentro la rete, la prima cosa che devi fare appunto è sistemarla. Se torni al lavoro e c'è lo strappo nella rete è difficile riuscire a lavorare. Questo dice, no, la preoccupazione che dovremmo avere di correre ai ripari rispetto a un mondo della pesca che talvolta rischia di essere messo al bando, un po' estromesso, non riconosciuto. Pensate solo al grande tema del lavoro usurante della pesca. Ci sono degli studi, ci sono ormai delle ricerche che sul campo hanno verificato che la pesca è un lavoro usurante. Dal punto di vista del riconoscimento nel nostro paese questo non è ancora accaduto. E questo ovviamente dice quanto siamo distanti dalla concretezza della vita delle persone e quanto noi rischiamo di collocarci su livelli che sono altri. Quindi oggi c'è un tema sociale che riguarda il riconoscimento del lavoro del pescatore, ed è molto bello che nel messaggio del Cardinal Cerny, il messaggio che davvero vi invito a leggere, a un certo punto lui dice, nell'episodio, riprendendo quell'episodio biblico che ho detto del capitolo 21 di Giovanni, Gesù chiede di gettare la rete ai pescatori, Pietro e gli altri, che non avevano preso nulla. Quindi erano rientrati con un esito fallimentare della loro pesca. Gesù chiede di rigettare, no? Di gettare di nuovo la rete, e quella pesca, poi lo sappiamo dal racconto dell'Evangelista, è una pesca assolutamente abbondante, strepitosa, al di fuori delle attese. E dice il Cardinal Cerny che è interessante il fatto che l'esperienza del gettare la rete è sempre un'esperienza di fede, di fiducia. Perché? Perché ti fidi che il mare possa offrirti pesce, che quel pesce sia buono da mangiare, che anche questo è sempre di più un tema su cui prestare l'attenzione, su cui poi tornerò. E quindi il tema del lavoro del pescatore è un tema che oggi chiede di essere salvaguardato in qualche modo. Vi leggo un passaggio della Laudate Deum, l'ultimo documento, esortazione apostolica di Papa Francesco. Al numero 10 Papa Francesco parla di alcuni lavori e dice così, dice: spesso si dice
anche che gli sforzi per mitigare il cambiamento climatico, riducendo l'uso di combustibili fossili e sviluppando forme di energia più pulita, porteranno a una riduzione dei posti di lavoro. Ciò che sta accadendo è che milioni di persone perdono il lavoro a causa delle varie conseguenze del cambiamento climatico. L'innalzamento del livello del mare, la siccità e molti altri fenomeni che colpiscono il pianeta hanno lasciato parecchia gente alla deriva. E qui vengo al secondo punto. Accanto al tema sociale del lavoro c'è un secondo aspetto che attraversa la nostra epoca e riguarda il tema dei cosiddetti cambiamenti climatici e la custodia del mare. Voi sapete che il cambio climatico ha già cambiato anche gli abitanti dell'Adriatico, del Mediterraneo, tutto il tema del dibattito in questi ultimi mesi, no, dei granchi presenti nel mare, ce lo ricordano, che concretamente significa un cambio anche della pesca e di quello che noi possiamo trovare nel mare. Per questo che è fondamentale muoversi dentro questi due duplici orizzonti. Qualche volta c'è qualcuno che spinge sull'uno dimenticando l'altro e lì c'è qualcosa che non quadra. E il messaggio sempre del Dicastero per lo sviluppo umano integrale ce lo ricorda molto bene, dove si dice: oggi dobbiamo ragionare in termini di ecologia integrale, che significa capacità di salvaguardare sia i temi sociali, penso al tema del lavoro, sia i temi ambientali. Perché? Perché se noi non custodiamo questi due versanti, quindi i giorni di lavoro e il lavoro del pescatore va salvaguardato, contemporaneamente va salvaguardato l'ambiente come luogo di vita. E questo il pescatore lo sa molto bene. Non a caso Papa Francesco in tante sue interviste, l'avrete notato, cita, non faccio nomi perché, però cita alcune marinerie in Italia che hanno dato vita alla pesca di plastica, tra virgolette, cioè che hanno consentito di portare a terra la plastica che viene recuperata in mare. Fino a poco tempo fa sappiamo che non era così. La cura del mare e il fatto che i pescatori riconoscano questo come un valore è molto importante, perché significa allora che il pescatore è il primo ad avere interesse a custodire il mare. E vi faccio una citazione che qualche settimana fa mi hanno detto che delle persone che conoscono sono state negli Stati Uniti, sono andate in un ristorante di pesce e all'ingresso del ristorante c'era scritto: sconsigliato mangiare pesce alle donne incinta, perché potrebbe avere mercurio, no? Che uno dice: come? Allora vuol dire fa male solo alle donne incinte il mercurio o fa male a tutti? Capite? Se la qualità del pescato diventa scadente perché il mare è sempre più inquinato, il pescatore sa bene che quel prodotto varrà di meno. La cura del mare è anche cura del lavoro e viceversa. Quindi questi temi, tenere insieme questa prospettiva che è tipica dopo la Laudato Si di Papa Francesco, no? Della riflessione cristiana, dell'insegnamento sociale della Chiesa, e secondo quel paradigma che vi ho detto dell'ecologia integrale, diventa assolutamente importante. Quindi la qualità del mare, la qualità del cibo, la qualità del lavoro vanno insieme. Per questo che questi tre temi si tengono in stretta connessione. Noi oggi cercheremo in qualche modo di tenerlo in stretta connessione. Cosa rimane da fare? E chiudo. Uno degli aspetti su cui secondo me dobbiamo lavorare è quello di non accettare assolutamente quel clima culturale che sembra proporre il mestiere del pescatore come un lavoro svilente e umiliante. È un lavoro di altri tempi e non di questo tempo.
Ecco, questo pessimismo culturale secondo me è l'anticamera della chiusura, e molti iniziano a dire: ma chi me lo fa fare? Pensate ai giovani, sapete che uno dei temi, ne parleremo, è il ricambio intergenerazionale. E un giovane che si vede prospettare un lavoro che è un lavoro poco riconosciuto a livello sociale, poco tutelato magari a livello anche diciamo così normativo, allora uno dice: ma appunto chi me lo fa fare? Tanto vale fare dell'altro, no? Invece questo ritornello, che sembra anche in qualche modo colpevolizzare i pescatori rispetto al mare, quante volte torna, no, la dicitura: i pescatori come quelli che distruggono il mare, che non ne hanno cura. Non è vero, non è così, non è così. La pesca familiare e la pesca che noi conosciamo soprattutto in Italia è una pesca di altro tipo, non è la pesca che succede in altri posti del mondo, che è particolarmente distruttiva, dove usano anche dei mezzi e metodi distruttivi del mare. La responsabilità nel mare oggi è vissuta e è molto sentita da parte dei pescatori. Quindi significa questo che dobbiamo operare un cambio di paradigma culturale che riconosce il valore, l'importanza di questo lavoro, che riconosce anche come questo lavoro può diventare un'occasione concreta per dire che è possibile lavorare prendendoci cura, lavorare garantendo il futuro, lavorare guardando in prospettiva avanti a noi. Ecco, questo mi sembra molto bello. E allora anche oggi mi sembra sia opportuno dirci: gettate la rete. Quella frase, quell'espressione evangelica vale ancora per noi. Gettate la rete. I pescatori ci possono raccontare ogni giorno che cosa sia la fiducia, la fede, l'affidarsi, che Dio è provvidenza, che noi dipendiamo da qualcosa anche che è più grande di noi, che non tutto dipende da noi. E quando uno getta la rete sa bene che cosa significa questo. Allora viviamo questa giornata come una grande opportunità di riflessione, di preghiera, di condivisione. So che forse c'è anche dietro qualche polemica che non ha alcun senso, perché è la Chiesa che ritiene di fare questa giornata, quindi con la libertà dei figli di Dio chi c'è viene e si condivide una riflessione. Questo è quello che vogliamo fare, quindi vi ringrazio di essere qua. Io do subito la parola alla relatrice, che è Enrica Mammucari. Abbiamo chiesto a lei di aiutarci a capire alcune questioni attuali e prospettive per il futuro circa la pesca. Con Enrica ci lega anche una condivisione, perché spesso la sua associazione chiede le riflessioni a partire dal Magistero Sociale della Chiesa, e quindi è bello il fatto che anche i mondi laici ci si sente interpellati a riflettere e a condividere su quello che è, no, la visione della dottrina sociale della Chiesa. Ecco, ringraziamo Enrica perché è venuta non solo da Roma, ma anche in un momento particolare della sua vita, quindi deve rientrare poi subito dopo a Roma, e la ringraziamo perché ha voluto essere qua presente, e oggi lo è non in quanto segretaria generale di Willa Pesca, anche per questo naturalmente le sue competenze, ma soprattutto perché c'è una sintonia profonda tra quello che è l'insegnamento sociale della Chiesa e la preoccupazione che oggi noi vogliamo esprimere per la salvaguardia del lavoro del pescatore. Quindi lascio subito a lei la parola, la ringrazio di essere qua e buona giornata. Buongiorno, bentrovati e bentrovate tutte, grazie a Don Bruno, grazie al Vescovo, grazie anche per le parole che hai detto, anche perché mi hai voluta oggi qui, devo dire la verità, con la semplicità con la quale siamo abituati a confrontarci, e anche
un po' con il dispiacere, perché insomma ho imparato che c'è stata meno inclusione di quella che forse poteva esserci, e per chi mi conosce sa che invece tutta la mia vita di fatto in realtà nel lavoro e anche nella mia vita personale io mi batto per l'inclusione e anche per una comunicazione unitaria che debba vedere unite le forze sociali e anche il dialogo delle forze sociali con tutte le istituzioni, comprese quelle religiose. E detto questo, voglio ripartire quindi dall'essere fattiva e di cogliere questa occasione dove siamo in pochi ma siamo sufficienti per elaborare idee, pensieri che possono diventare progetti e farli diventare concrete iniziative, perché questo è lo spirito con il quale sono venuta e vorrei che fosse lo spirito con il quale oggi ci confrontiamo. I due messaggi forti che sono arrivati da Papa Francesco, il Laudatum Deum, piuttosto che il Laudato Si, che arriva con 8 anni di distanza, poi il Laudate Deum dal Laudato Si, in fondo ci riportano certamente all'approccio integrato, no? A quello che noi laici avremmo chiamato l'approccio ecosistemico, tante volte decantato nei trattati europei, tante volte decantato come premesse e principi fondanti anche dei regolamenti, tante volte decantato l'approccio ecosistemico nell'equilibrio necessario e indispensabile tra i tre, nella cosiddetta triade della sostenibilità, la sostenibilità ambientale, economica e sociale, e che intorno agli ultimi 20 anni hanno visto una declinazione con parole che certamente hanno fatto dimenticare invece il modello sociale del lavoro della pesca. La dimensione sociale della pesca è stata completamente dimenticata dalle istituzioni europee così come dalle istituzioni nazionali, ed è da qui che voglio riprendere quell'incentivo, quella promozione che Papa Francesco ci fa. Non solo ci dice di ritrovare un equilibrio tra ambiente e l'uomo, ma ci dice anche un'altra cosa che per me è molto importante, che siamo arrivati ad un punto in cui il mondo che ci accoglie si sta sgretolando, siamo arrivati a un punto di rottura. Ecco, questa frase se la facciamo e la caliamo nel settore della pesca ha una forza e una efficacia, perché questo punto di rottura noi lo abbiamo raggiunto nei numeri, lo abbiamo raggiunto per i dissapori, lo abbiamo raggiunto per l'insostenibilità spesso che oggi riscontriamo in tante marinerie, a seconda poi delle diverse tipologie di pesca, ma comunque c'è un numero chiaro che è quello degli occupati e quello delle imprese che oggi nel nostro paese esercitano questa attività. Noi abbiamo perso circa 20.000 occupati negli ultimi 15 anni, abbiamo perso un terzo della nostra flotta peschereccia, il 10% degli occupati è al di sotto, ha un'età anagrafica al di sotto dei 35 anni, oltre il 50% degli occupati ha un'età anagrafica superiore ai 50 anni, cioè praticamente l'età media degli scafi presenti in Italia, perché i pescherecci, l'età media dei pescherecci italiani è di 50 anni, poi in qualche regione sono 40, in qualche altra 35, in qualche altra 60, ma la dice ben lunga su quanto le politiche europee in primis, che hanno parlato parole d'ordine come inibizioni, limitazioni, riduzioni, restrizioni, demolizioni, ci hanno consegnato una fotografia che parla di una vera e propria strage di occupati e di imprese. Una strage che si è inseguita per inseguire un mantra dettato dai cosiddetti guru della sostenibilità. E quello che non si dice è che la comunità peschereccia gli ha creduto ai guru della sostenibilità, perché il nostro paese e i nostri pescatori i compiti li hanno fatti tutti. Regolamento dopo regolamento, limitazione dopo limitazione, fermo dopo fermo, i nostri pescatori, imprese e lavoratori hanno osservato pedissequamente quei regolamenti. A distanza di 10 anni dalla politica comune della pesca 2013, oggi siamo 2023, ancora la cosa incredibile che si dica che nonostante tutti gli sforzi e tutte le indicazioni ricevute, tutte le imposizioni dettate, non è stato fatto abbastanza.
Questo non è stato fatto mai abbastanza, sta generando, lo avete visto con l'action plan, lo avete visto con le telecamere a bordo, lo avete visto quindi con l'aggiornamento e la revisione del regolamento dei controlli, lo abbiamo visto su quello che è il dibattito ovviamente sul West Med, lo vedremo ancora purtroppo su altri regolamenti che sono ancora in cantiere, che arrivano poche settimane fa. Di nuovo la SEGEPEM, cioè il Consiglio Generale della Pesca al Mediterraneo, ha riunito di nuovo tutti i paesi, assumendo nuovamente il progetto della decarbonizzazione entro il 2050, cioè tutta una serie di regolamenti e di imposizioni che non parlano quello che oggi noi potremmo definire l'umanesimo economico, cioè il rinominare i settori economici a partire dal protagonismo delle persone. Allora, oggi Don Bruno e l'Apostolato del Mare ci dicono una cosa, ricordandoci le parole di Papa Francesco, ci ricordano a tutti quanti noi che esiste la dimensione spirituale, e io mai come in questo settore, perché l'ho imparato proprio dai pescatori, mi dispiace che oggi ce ne siano pochi, ma i pescatori mi hanno insegnato in realtà il profondo spirito religioso che li caratterizza, una religiosità che non ha uguali in nessun altro settore. Io seguo il settore agroalimentare e quindi ho visto e mi confronto con tante altre realtà, e in quella religiosità, in quella dimensione spirituale ci sta invitando in qualche modo a prendere coscienza che tutto quello che disfunziona e che ha consegnato una profonda ingiustizia non può vederci soltanto come fotografi che scattano appunto la fotografia dello status quo, cioè questa è la condizione attuale, questi sono i numeri, che cosa facciamo? Don Bruno diceva: ci arrendiamo al pessimismo della ragione, o come avrebbero detto i riformisti, che sono quelli da cui io traggo ispirazione, che cosa facciamo? Ci arrendiamo al pessimismo della ragione, o diventiamo protagonisti dell'ottimismo della volontà, o diventiamo protagonisti anche della speranza che la fede in qualche modo ci consegna. Io credo che noi oggi tutti abbiamo il dovere di fare due cose. La prima, di gridare in tutte le occasioni, nessuna esclusa, le profonde ingiustizie che stanno subendo i pescatori, a partire dall'ingiustizia più grande, che è quella che ha originato i regolamenti, ma prima ancora è un'ingiustizia culturale che fa addebitare al ceto peschereccio lo stato di degrado delle risorse marine, un addebito ingiusto perché, guardate, rileggevo l'ultimo documento sulla Blue Economy, il report 2022, la parola inquinamento compare 145 volte, la parola plastica 172, la parola passeggeri 73, la parola crociere 39 volte, la parola pesca ricreativa 19 volte, la parola pesca illegale non compare mai, ma quello che mi fa veramente animare, a volte anche con un forte impeto, ma è anche in fondo Papa Francesco ci dice che noi dobbiamo imparare a denunciare per difendere il lavoro giusto e onesto, ed è per questo che bisogna animarsi con passione, perché dobbiamo denunciarle le ingiustizie, dobbiamo avere il coraggio di denunciare le ingiustizie. Si è consumata una ferita nel nostro Made in Italy che non ha eguali. A fronte di tantissime altre attività antropiche si è scelto in maniera scientifica, e non per dietrologia dico questo, ma scientifica, di distruggere un comparto ritenendolo responsabile esclusivo dello stato di degrado. I Chiogiotti hanno iniziato a sperimentare le raccolte dei rifiuti in mare in tempi in cui la legge salvamare non era neanche immaginata nella mente degli legislatori. I Chiogiotti per primo in questo paese sono stati testimonianza di quanto il ruolo ecologico della pesca e dei pescatori avesse con sé la responsabilità di custodire l'ambiente che produceva ricchezza, io aggiungo produceva cultura, io aggiungo produceva bellezza per gli 8.000 chilometri di coste del nostro paese.
Questa è la prima denuncia che bisogna fare e non possiamo dimenticarla. Quando dico c'è un progetto chiaro, evidente, perché io non sento parlare, io come nessun altro, di altre riduzioni di attività. Anzi, noi in questo momento dobbiamo ritrovarci uniti a difendere i diritti storici della pesca, perché altri attori, in nome e per conto della tanto decantata sostenibilità ambientale, stanno per occupare lo spazio marittimo, non lasciando confini necessari e indispensabili per poter pescare. Stanno altri soggetti, potenti lobby delle energie alternative, stanno occupando i confini marittimi, gli spazi marittimi. Noi a breve non avremo più spazio marittimo, perché tra impianti offshore e aumento delle navigazioni e delle altre attività in mare stanno sempre di più riducendo i diritti storici della pesca. Che cosa c'entra tutto questo? A questo aggiungiamo un altro pezzo, che è quello della narrazione che si è costruita. Ne hanno fatto addirittura un film, la serie TV su Netflix, dove bisognava far redarguire una bambina che girava per il mondo con lo zaino in spalla e che vedeva le nefandezze realizzate dalla pesca a strascico in particolare, e che doveva redarguire, doveva riscoprire il senso dell'ambiente. Come? Rinunciando a mangiare proteine animali. Rinunciando a mangiare proteine animali. Allora questo, insieme al fatto che le regole in mare libero non possono valere solo in mare libero, non si può pensare se l'approccio globale e sistemico deve riguardare il mondo, perché il riscaldamento globale riguarda tutti, non si può pensare che un piccolo pezzo di mondo, in particolare i pescatori del Mediterraneo, in particolare, visto che l'Italia è il paese geograficamente protagonista del Mediterraneo, possano invertire una rotta da soli che è disequilibrata. Noi possiamo incidere per il 5% se facessimo nei prossimi 200 anni, azzerassimo tutte le attività antropiche, peseremmo sulla riduzione dell'impatto ambientale il 5% rispetto al mondo. La Cina, che ha il primato globale per la fornitura di prodotti ittici, è accusata delle peggiori crimini dal punto di vista dei diritti umani: la violazione, sfruttamento del lavoro minorile, sfruttamento del lavoro, sfruttamento dell'ambiente. Allora io, l'Europa che voglio è quella con la quale finalmente per la prima volta il Paese, forse siamo stati bravi quando abbiamo fatto pesca unita, abbiamo provato ad unire il mondo della rappresentanza tutto, indipendentemente dalle logiche di appartenenza che oggi, per i numeri che abbiamo, non devono vederci competitori, perché se no abbiamo perso la battaglia in partenza. Siamo riusciti a far dire qualche no al nostro paese, qualche no al nostro paese, per la prima volta. Ma l'Europa che vogliamo è un'Europa dove le regole che ci chiedono di rispettare in mare siano innanzitutto sostenute da una ricerca scientifica autorevole, indipendente, che sia in grado di valutare la correlazione dello stato delle risorse con i cambiamenti climatici, con gli effetti dei cambiamenti climatici, con gli effetti delle altre attività antropiche, e non accanirsi esclusivamente nei confronti di un'attività. L'Europa che vogliamo è un'Europa che quelle regole le faccia vincere sul commercio internazionale di prodotti ittici. Nel commercio internazionale di prodotti ittici, lo abbiamo studiato tutti, ormai abbiamo evidenze scientifiche anch'esse, non c'è traccia di quelle che sono le violazioni dei diritti del lavoro, le violazioni dei diritti umani. Che cosa significa? Che possiamo, quando siamo a tavola, dimenticarci i regolamenti, dimenticarci i diritti del lavoro, dimenticarci gli esseri umani. A tavola tutto è consentito, altrove no. E allora, dato che purtroppo abbiamo quelle competenze minime necessarie per leggere che cosa ci può essere dietro
e ci può essere quello che oggi sta ridisegnando il mondo. Intorno al cibo e alla domanda di cibo e l'approvvigionamento di cibo si stanno consumando le peggiori guerre economiche, tant'è che è diventato uno dei temi di strategia politica economica nelle maggiori economie avanzate. Se riduciamo la capacità produttiva del nostro paese, aumentiamo la capacità di esportazione di altri paesi. Significa che importeremo di più. Ridurre la capacità di mangiare proteine animali significa andare verso proteine artificiali che oggi stanno diventando un business per le più grandi multinazionali. Andare a ridurre la capacità in un paese che ha visto oltre 550 milioni di turisti nei mesi tra giugno, luglio e agosto, 550 milioni di turisti hanno invaso il nostro paese. E che cosa significa? Che è aumentata la domanda interna. E questa domanda interna come la soddisfiamo noi? La soddisfiamo con il buon pesce prodotto, pescato, equo, solidale, salutare, che i pescatori sono in grado di garantire e di assicurare, o con produzioni estere? Questo è l'interrogativo che noi ci dobbiamo fare. Perché? Perché rifondare e ripartire, e vado verso la conclusione del mio intervento, rifondare un nuovo patto, una nuova alleanza strategica tra di noi significa anche ripensare il modo in cui organizziamo il lavoro. Vedo Paolo seduto, Paolo Tiozzo, lui sa benissimo perché è un mio collega a livello nazionale, il presidente, il vicepresidente di Fedagripesca, ma insomma per me rimane sempre il presidente di Federcopesca. Dove ci siamo tanto cimentati su questi argomenti. Ci siamo cimentati perché in una morsa che stringe, e stringe perché se lo vedete la guerra, lo vedete che cosa si consuma dentro delle dinamiche che sono di potere, cioè di prevaricazione, che è una delle grandi competenze. Il potere, che doveva diventare la potenza creatrice che era in ognuno di noi, è diventato il potere, cioè la prevaricazione sull'altro. Questo è il modello neoliberista. Questo è il modello neoliberista su cui si stanno fondando purtroppo i peggiori scontri, le peggiori politiche economiche internazionali. Allora, da questa consapevolezza noi dobbiamo ripartire, non per chiuderci a riccio in maniera autarchica, non ci appartiene quel modello. Noi non abbiamo una visione autarchica né della produzione né della visione paese. Noi abbiamo una cultura che unisce, che integra e che ridia e che riparta dal nuovo modello sociale del lavoro, che rimetta al centro nella certificazione della qualità totale delle nostre produzioni due cose, e qui si sposta in Italia la nostra battaglia. La prima, che cosa significa la fatica del nostro lavoro? La fatica del pescatore. Che cosa significa onorare la fatica? Che cosa significa restituire a quella fatica il carattere sacro? La sacralità della fatica significa sacrificio. È un momento in cui tutti abbiamo dimenticato che cosa significa l'onore al sacrificio. E invece noi vogliamo ripartire da quella fatica e da quel rendere sacro per riraccontare una storia bellissima che è fatta di abili conoscitori di strumenti che io e te, Don Bruno e tanti altri plurilaureati non saremo in grado di gestire. I pescatori sono abili, tecnici, di strumenti a noi sconosciuti, sono abili e profondi conoscitori del mare, del vento, del clima, dello stato delle risorse, e ogni volta che la ricerca scientifica, lo abbiamo visto con le vongole, ha ascoltato le ragioni dei pescatori, noi quelle battaglie le abbiamo vinte. Quindi noi vinciamo se siamo in grado di convincere, si vince se si convince. E ripartire dalle quelle condizioni significa che dobbiamo
restituire dignità a questo lavoro. Tutti i lavori faticosi, i lavoratori più umili sono stati bisfrattati socialmente, non solo i pescatori, nessuno vuole più fare i lavori faticosi, i lavori umili, gli agricoltori, i pescatori, gli operai. Chi sei? Sei uno sfigato se fai l'operaio, sei uno sfigato se fai il pescatore, questa è la cultura dominante. Ecco perché i giovani, se a questo ci aggiungiamo un'altra narrazione che è quella che non ha futuro la pesca, è evidente che nessuno si avvicinerà. Mentre noi dobbiamo restituire dignità e valore e dobbiamo convincere in questo momento, come abbiamo provato a fare, facendo riconoscere innanzitutto tutte le tutele sociali ad oggi non riconosciute, il carattere usurante, la questione della sicurezza in mare, la questione dell'ammortizzatore, oggi solo sulla carta e mai possibile, è un pezzo di verità dove le istituzioni, e io sono convinta che se tutti assieme rifaremo come abbiamo fatto quel 23 giugno a scendere nelle nostre marinerie per dire delle cose, io sono convinta che potremmo anche vincere altre piccole battaglie. Poi però ce n'è un'altra, che è la battaglia delle battaglie, che è quella culturale, e su questa dipende solo da noi. Questo è il principio di responsabilizzazione individuale. In un mercato come questo, come bisogna produrre? Come, in che modo bisogna produrre? Pensare che la massimizzazione delle catture per svalorizzare in termini di prezzo il prodotto sia la strada, lo abbiamo già imparato da tanti anni. Non è stata la strada e non lo sarà in futuro. Qual è la strada? A parte il valore delle attività connesse, a parte tante cose che diranno meglio di me i colleghi che interverranno dopo, ma ce n'è una, che questa riguarda il mondo del lavoro, ecco perché la voglio dire io, che so di essere una voce solitaria in questo momento. Non bisogna immaginare un'organizzazione del lavoro dove lavorare o il sabato o la domenica o in alcuni periodi dell'anno in maniera strategica per ridurre il numero delle giornate lavorate e per guadagnare di più sia scandaloso. Noi facciamo un grandissimo errore e perdiamo quote di mercato. Esistono tante attività lavorative in cui si lavora in questi giorni. Anche per me la domenica è sacra, ma a volte bisogna lavorare di domenica, i medici, per non parlare delle attività pubbliche essenziali. La produzione alimentare è considerata attività essenziale, lo abbiamo visto con il Covid. Quindi noi dobbiamo in maniera intelligente riorganizzare in maniera flessibile le giornate di lavoro. Non ce ne daranno di più, non ci saranno più giorni rispetto a quello che abbiamo. Non abbiamo vinto la battaglia dei piani di gestione locale. Sì, oggi racconterete voi che un pezzo di pesca le ha vinte. C'è chi è stato in grado di autoregolare l'organizzazione, ci sono degli esempi virtuosi anche in questa marineria, soprattutto in questa marineria, ma in giro per l'Italia abbiamo perso la battaglia dei piani di gestione locale. Il principio della regionalizzazione dove è andato a finire? Che era tanto decantato dall'Unione Europea, dove è andato a finire? I piani di gestione locale. Ma io non faccio e non voglio far parte, e mi auguro tutti quanti noi, non dobbiamo far parte di quel coro disfattista che consegnerà esattamente la distruzione di questo settore. Noi dobbiamo per forza, siamo condannati in questo momento ad essere ottimisti, speranzosi e pieni di fiducia, ma non solo oggi con l'apostolato del mare, lo dobbiamo fare quando siamo lì a discutere di norme contrattuali e a decidere come organizzare i nostri contratti in modo tale da rispondere a questa cosa. Lo dobbiamo fare in maniera flessibile, se ci rigidiamo non andiamo da nessuna parte. Chiudo dicendo una cosa, che io credo che i pescatori però siano indistruttibili, ma lo sono davvero, hanno superato il Covid, la Commissione europea, cioè quelli che sono rimasti sono davvero indistruttibili, e su questa indistruttibilità
possibilità che è dettata da un amore senza uguali per il loro mestiere, io vorrei rifondare e rinominare una nuova possibilità. Io credo che oggi, in un mercato così complesso e pieno di turisti come quello che è diventato il paese, è come se siamo chiamati ad esportare produzioni alimentari, produzione ittica a 550 milioni di persone che aumenteranno di anno in anno, perché il nostro paese, grazie anche alla pesca, continua ad essere un paese meraviglioso, fatto di una ricchezza di donne e uomini che sapientemente saprà accogliere ed integrare, ma saprà anche difendere quello che ha saputo costruire.